Ha trovato il sì da parte di 2 sindaci su 3 il progetto ambientalista, diciamo così, di Veneto City, che prevede una rivalorizzazione del territorio completamente inserito nel paesaggio padano, con un occhio di riguardo prima ad alberi e piante e poi l'inserimento sempre ecosostenibile a detta degli architetti e progettisti degli alberghi e delle altre strutture, metropolitana di superficie compresa. Un sì che arriva dai sindaci di Dolo e Pianiga, secondo i quali il progetto sembrerebbe aver finalmente preso la strada giusta. Maddalena Gottardo, sindaco di Dolo, si dice soddisfatta del progetto che finalmente pare andare incontro alle esigenze ecologiche ed ambientali che i precedenti progetti sembravano non avere. Un progetto, dice, con molto verde ed ecosostenibile, in piena regola con quanto contenuto nell'accordo di programma siglato dalle amministrazioni e sottoscritto dalla Regione. Il secondo sì dal sindaco Massimo Calzavara, fiducioso sul progetto che a suo avviso va governato e non subito. Il no però non tarda ad arrivare da parte di Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano, secondo la quale nessun beneficio potrà arrivare da Veneto City, destinato a far morire tutte quelle piccole attività su cui si fonda la realtà milanese e non solo. Oltre ovviamente al noto problema del traffico che con questo progetto andrà ad intensificarsi nelle già molto trafficate arterie. Si attende dunque il 17 luglio, data in cui verrà depositato il piano urbanistico attuativo insieme ai documenti ufficiali.